Mentre chiamo Lia Zola al suo intervento che ha come titolo La carta come strumento di inchiesta antropologica, l'esperienza della Val Formazza, ricordo che tutti i materiali saranno disponibili presto sul blog indirizzo inventario partecipativo .wordpress, credo sia tutto attaccato.com. Allora la parola a Lia Zola. Buongiorno a tutti e grazie a chi mi ha invitata per l'invito, perché è la prima volta che mi trovo a contatto così diretto con musei e ecomusei, e per un antropologo che è sempre abituato a lavorare all'università è molto stimolante avere tanti punti di vista diversi. Ecco, io oggi dovrei parlarvi della realizzazione della mappa di comunità di Formazza e lo farò. In realtà quello che pensavo di fare è chiaramente non dilungarmi tantissimo sulle varie tappe della realizzazione della mappa che voi potrete poi trovare sul sito, che in questi giorni, in questo periodo, è in fase di realizzazione, quindi appena sarà pronto darò comunicazione a Maurizio e quindi chi vorrà andare a vederlo lo vedrà. Ma volevo piuttosto invece focalizzarmi sulle problematiche che presentano queste mappe, soprattutto nel caso che io ho incontrato nella mia ricerca. Intanto perché Formazza e dov'è Formazza? Formazza è il nome di un comune in Piemonte che si trova, è proprio l'ultimo comune nella parte settentrionale del Piemonte, che quindi si trova proprio al confine con la Svizzera, per cui da un lato c'è poi il Canton Ticino, dall'altro c'è il Vallese. Perché Formazza? Formazza è stata scelta come località pilota per un progetto Interreg dal 2010 al 2012 che si intitolava proprio Etnografie italo-svizzere per la valorizzazione del patrimonio immateriale, che ha coinvolto varie regioni, tra cui Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta, Canton Ticino, Vallese, Provincia Autonoma di Bolzano. Io premetto che io lavoro con le mappe di comunità dal 2006 e ho sempre lavorato come ricercatrice universitaria, quindi mai in ambito ecomuseale, ma sempre attraverso progetti che erano già in atto. Quindi noi abbiamo cercato come antropologi di utilizzare questo strumento, perché secondo me la mappa è uno strumento di indagine nei luoghi dove siamo andati a fare ricerca. Ecco, quindi Formazza è stata scelta per diversi motivi. Intanto il comune di Formazza è un comune formato da 7 frazioni che si estende, diciamo, su un dislivello di 500 metri, perché il comune più basso è a 1200, il comune più alto è a 1750 metri. È stata scelta perché Formazza è stata una delle primissime colonie Walser, quindi di una minoranza linguistica che parla attualmente un dialetto tedesco. Sono stati chiamati i colonizzatori delle Alpi perché i Walser sono insediati nelle zone più alte dove nessuno riusciva a vivere. E perché appunto l'Interreg era proprio sulla percezione che avevano gli abitanti delle aree di confine, cioè che cosa significava per un abitante vivere in un'area di confine. Qui vediamo alcune immagini, tra l'altro è un patrimonio naturalistico bellissimo, quello di Formazza, è veramente poco conosciuto dai piemontesi. Tra l'altro, ecco, appunto, è una zona che è stata molto poco indagata da noi piemontesi, dagli antropologi del Piemonte, ed è anche un comune che ha una storia peculiare rispetto a quello che è successo sulle nostre Alpi, che per la maggior parte dei casi hanno subito uno spopolamento e oggi vivono di turismo. Formazza non ha mai avuto una vocazione turistica perché l'economia di Formazza per molto tempo è stata un'economia di tipo agro-silvopastorale, quindi che combinava l'allevamento a quelle pochissime colture che attecchivano, quindi segale, miglio, panico, orzo. Verso il 1900 su tutto il territorio di Formazza e della valle un pochino più bassa iniziano le costruzioni delle dighe
e delle centrali idroelettriche, per cui comincia proprio un'opera di canalizzazione, ma anche di impianti che dà lavoro sostanzialmente per almeno 3 generazioni agli abitanti di Formazza, che quindi passano gradualmente da occupazioni di tipo agricolo al lavoro in diga. Infatti i nostri interlocutori ci hanno sempre detto che le dighe erano mamma Enel, quindi era proprio un impiego sicuro. Accanto a queste, sempre più o meno verso il 1950, si scopre anche un'attività estrattiva di serizio e a Formazza attualmente ci sono, diciamo, una decina di cave. Però ecco, una decina di anni fa l'Enel comincia a ridurre la produzione, ad automatizzare le centrali idroelettriche, per cui gradualmente comunque il lavoro che prima era eseguito manualmente viene sempre di più automatizzato, quindi questo comporta chiaramente problemi di occupazione e oggi Formazza si sta veramente domandando quale sarà il suo futuro e la risposta più ovvia è investiamo sul turismo. Ma quale turismo? Formazza, insomma, avete visto da queste immagini, è un luogo anche abbastanza difficile da raggiungere, quindi è impensabile un turismo di massa come è successo ad esempio nelle Alpi torinesi. È un turismo di nicchia che però chiaramente fa molta fatica ad emergere, o comunque rimane di nicchia perché si fonda su passeggiate naturalistiche, trekking, su sci invernale, ma sci di fondo. Questo è un po' lo scenario per spiegarvi un po' cosa abbiamo trovato quando siamo andati a lavorare a Formazza. L'idea della mappa di comunità non è venuta dalla comunità, e anche qui è un punto sul quale vorrei insistere dopo, ma è venuto da noi antropologi che dovevamo lavorare in un luogo in cui non avevamo quasi nessuna informazione di tipo antropologico, non ci sono fonti aggiornate e quindi volevamo capire un po' che cosa stesse succedendo. Molto brevemente le tappe di lavoro che abbiamo seguito, lettera agli abitanti, quindi contatto col sindaco, 3 grandi fasi di lavoro, quindi una fase di focus group, quindi riunioni collettive, una seconda fase di interviste individuali, un'ultima fase di riunioni nuovamente a carattere collettivo, proprio per decidere cosa metterci dentro, come realizzarla. E la mappa che vedete in queste immagini era una mappa normalissima topografica della valle, sulla quale poi gli abitanti segnavano con matite colorate che cosa ritenevano importante del loro territorio. Ecco, Formazza, avete visto, non erano moltissimi i partecipanti. Se pensiamo che Formazza tra tutte le 7 frazioni riunisce 200 abitanti, comunque la percentuale è ancora abbastanza alta di gente che ha collaborato. Possiamo dire che dal primo anno, è un lavoro questo che è durato un paio d'anni, quindi dopo il primo anno di lavoro erano emersi questi punti, cioè chiaramente il raffronto tra passato e presente, che è un tema che molto spesso emerge nelle mappe di comunità, soprattutto per gli edifici e attività economiche che c'erano non ci sono più. Tutta un'altra parte sempre tra passato e presente sulla vita sociale, quindi dalle feste, ricorrenze, ciclo di vita, leggende, patrimonio orale, e invece un'ultima parte che era un po' svincolata dalla dimensione temporale, che riguardava i toponimi, i nomi degli animali e, cosa per me molto interessante, i nomi del tempo meteorologico. Questa è una curiosità, voi dovete sapere che Formazza è una valle molto stretta, nella storia da sempre è stata interessata da periodiche valanghe e frane, e quindi si è sviluppato, la neve è fondamentale a Formazza e come affrontare la neve è talmente importante che c'è tutta una serie esistono in Teach, nella lingua di Formazza, tutta una serie di termini per descrivere lo stato della neve, che avverte anche quando la neve è pericolosa, quindi possono venire giù delle valanghe. Secondo me era una cosa molto interessante. A distanza di un anno, di ulteriori riunioni, di ulteriori rielaborazioni, i temi in realtà sono cambiati, quindi
o si sono strutturati meglio. Quindi la mappa finale avrà questi 5 nuclei tematici, quindi l'economia tra ieri e oggi, il patrimonio di leggende e patrimonio orali, le abitazioni e il ciclo di vita, e a queste si sono aggiunti 2 grossi nuclei tematici che sono le erbe officinali, le ricette e formazione percettiva. Anche qui, dopo lunghissime discussioni, lunghissime riunioni su come realizzare questa mappa, le prime ipotesi erano tante mappe di materiali diversi, sì, ma dove li collochiamo? Come facciamo? Alla fine, tra tutti si è optato per realizzare una mappa interattiva multimediale. Quindi adesso noi siamo nelle mani di un web designer che sta facendo vari esperimenti di un sito in cui teoricamente dovrebbe esserci, diciamo, un'immagine che fa da sfondo, che dopo vi farò vedere, e cliccando su delle icone si apre tutta una serie di link e di voci, sottovoci ai temi principali. Quindi la scelta è stata motivata in 2 modi sostanzialmente. Primo, perché il materiale era tantissimo ed hanno trovato, diciamo, i miei interlocutori riduttivo disegnarlo, perché non ci stava tutto, quindi noi avevamo tutta una serie di materiale video, audio, canzoni, poesie, leggende, eccetera. E poi l'altro motivo era che i formazzini si sono resi conto che una mappa è come la vita, cioè qualcosa che va avanti, che evolve, quindi una versione multimediale in cui forse con molta dose di romanticismo un giorno ci si potrà tornare a rivedere, integrare su come è cambiata la percezione, gli piaceva maggiormente, quindi dava maggiore possibilità di poter intervenire. E l'ultima ragione era che così potevano infilare tutto quello che volevano, senza, cioè tutto quello che loro avevano scelto, senza tralasciare nulla. Quindi questo sito sarà appunto pieno di voci cliccabili che apriranno a dei pezzi di video, foto, pezzi di intervista, pezzi di testo e così via. Ecco, qui vediamo alcune delle voci e le immagini che voi avete visto fino ad ora sono tutte contenute nel sito, nella versione poi della mappa. Qui vediamo appunto leggende immaginario, leggende sulle anime erranti. A Formazza ci sembra che ci sia un grande numero di anime che girano e che non hanno ancora trovato la loro collocazione. Ci sono gli gnomi, ci sono eccetera, sulle abitazioni. Qui vediamo le stalle, il fornetto nelle case Walser, le ricette, quindi le erbe officinali, come vengono trattate oggi le erbe officinali e così via. Ecco, adesso veniamo alla parte che a me interessa di più, e cioè parlare un po' dei problemi di queste mappe. Io penso che le mappe di comunità riassumano, comunque nelle mappe emergano tutte quelle ambiguità concettuali che ieri Roberta Tucci ha evidenziato, quindi patrimonio, memoria, comunità, restituzione, e per questo, a mio parere, le mappe di comunità sono strumenti imperfetti, anche se sono utilissimi, perché in realtà, e questo seminario lo dimostra, sono molto utilizzate. Ci sono però, a mio parere, moltissimi punti critici delle mappe, a cominciare, secondo me, da come vengono chiamate in Italia, perché comunque il loro nome cambia a seconda delle zone in cui sono impiegate, perché il loro termine originario, forse lo sappiamo tutte, è parish map, quindi non è mappa di comunità, e sono 2 cose molto diverse, cioè una parish non è una comunità. In antropologia, ma anche in sociologia, riflettiamo ormai da tempo sul fatto che, analogamente a concetti come identità, etnia, tradizione, comunità, porti con sé un notevole carico di ambiguità nel suo utilizzo. E se oggi non è più pensabile far riferimento al modello elaborato da un antropologo che si chiamava Robert Redfield nel 1955, in cui lui diceva che
le comunità erano tutte piccole, omogenee, isolate, in realtà purtroppo questo concetto continua molto spesso comunque ad essere molto problematico. Se noi pensiamo che, vi ho detto adesso, a Formazza ci sono 200 abitanti e di questi 200 abitanti il 10% ha preso parte alla lavorazione della mappa, come facciamo a dire che questa è una mappa di comunità? Cioè comunque a parlare di comunità quando poi la comunità è una parte che veicola una sua percezione. Un altro punto sulla comunità in senso critico, e di questo ne ha parlato anche Alma Bianchetti prima, ma anche ieri ci sono stati dei problemi relativi a questo tema. Mappa di comunità presume che la comunità effettivamente ci sia nella comunità una presunta omogeneità anche culturale, cosa che però non avviene mai. Nel mio caso di Formazza io avevo 2 gruppi ben distinti, uno formato da residenti di Formazza, da quella famosa generazione che oggi ha una 60ina d'anni, che 30 anni fa hanno con enorme sforzo dato avvio a un processo di rivitalizzazione di tutto quello che si stava perdendo, quindi attraverso la creazione di associazioni, ma anche cercando di appunto rivitalizzare anche con una buona dose di invenzione quello che pian piano stava andando perduto, e oggi queste persone sono riconosciute a livello non solo locale ma anche al di fuori della loro comunità. Paradossalmente accanto a loro chi ha lavorato, chi è stato veramente l'ideatore della mappa sono stati quelli che oggi in antropologia sono veramente un po' la nuova moda delle Alpi, cioè i nuovi abitanti, perché moltissimi antropologi oggi sono molto interessati a questo discorso dei nuovi abitanti, cioè tutti coloro che hanno deciso per qualche ragione di spostarsi dalla città e andare a abitare in montagna, lavorandoci, quindi magari soprattutto impiegandosi nella ristorazione. E sono persone giovani che hanno moltissimo interesse verso il territorio di adozione e che lo interpretano, lo percepiscono però chiaramente a loro modo, non ci sono mai nati, sono vissuti da un certo momento in poi. E sono, a mio parere, idealmente i figli di quei sessantenni che hanno sempre vissuto lì, perché i loro figli naturali non ne vogliono sapere di cosa hanno fatto i padri, ma non solo non ne vogliono sapere, si sentono assolutamente schiacciati da queste personalità ingombranti, molto forti, e nessuno di questi ragazzi o dei figli di questi sessantenni molto attivi ha mai partecipato alle nostre riunioni. Quindi vediamo 2 gruppi molto eterogenei, a volte appunto con intenti, con obiettivi diversi e che hanno fatto veramente un lavoro di mediazione tra di loro pazzesco per raggiungere a dei temi condivisi e questo dimostra appunto ancora una volta quanto sia problematico parlare di mappa di comunità, perché è un lavoro costantemente di ridefinizione, di aggiustamento, di mediazione, di grandissima mediazione. Qui sono tutte cose che chiaramente a me piacerebbe parlarne ancora ma per molto tempo, ma non ce la facciamo, quindi io ve le butto lì, poi magari dopo in un dibattito, ecco, qualche minuto, va bene. Secondo punto, io qui ho messo quale utilizzo, ma in realtà forse mi sono sbagliata, perché la domanda era che restituzione fare queste mappe. In un saggio la mia collega Laura Bonato diceva che le mappe servono alla comunità se le comunità le usa. Va bene, ma come? O meglio, come ci torna questo patrimonio? Come ci tornano le mappe? Nel caso di Formazza c'è stato un momento in cui ci sono state 2 vie che si potevano percorrere ma che tanto non si sarebbero mai incontrate, perché hanno iniziato a dire, va bene, questa mappa per chi la facciamo? La facciamo per noi o la facciamo per i turisti? Perché se noi la facciamo per i turisti, ragioniamo in termini di tirarci dei turisti a Formazza, che tanto non ne vediamo mica tanti durante l'anno, quindi togliamo dalla mappa le nostre cose e mettiamo nella mappa tutte delle cose che li possono attirare. Però qualcuno ha detto, no, calma, ma questa mappa ci siamo fatti un mazzo così, adesso la facciamo per noi. E quindi nella nostra mappa mettiamoci tutte le cose che devono servire a noi, ai nostri figli, che tra 10 anni non si ricorderanno neanche più come si chiama la roccia dietro la chiesa.
E questo dibattito secondo me non è mai stato risolto. Adesso il sito è un po' un compromesso, ma secondo me ha prevalso l'ondata turistica, perché ad esempio i toponimi, avete visto, li hanno completamente eliminati. Secondo me era una cosa molto interessante, ma io sono stata zitta e ho dato a loro chiaramente la parola, la possibilità di intervenire. Quindi è importante comunque anche riflettere su chi sono i destinatari, cioè come viene reso questo materiale. E l'ultimo punto riguarda invece il coinvolgimento di noi antropologi o di tutti coloro che facilitano, mediano, dovrebbero mediare nella realizzazione di una mappa. Io penso che, e parlo qui da antropologo, noi ci portiamo veramente dietro una fortissima responsabilità, perché è vero che il nostro ruolo sarebbe quello di assolutamente non intervenire e lasciare che loro lavorino, lasciare che facciano da soli, ma è difficilissimo nella realtà non intervenire. Ci sono volumi e volumi in antropologia che ci dicono come la sola presenza, il fatto che un ricercatore metta piede su un territorio ormai non cambi già le cose, figuriamoci nella costruzione di un lavoro come una mappa di comunità, in cui veramente il rischio che la mappa non sia più degli abitanti ma sia dell'antropologo è altissimo, e ci sono stati tantissimi casi, non solo quando si parla di mappe, ma nell'ambito della patrimonializzazione, in cui un antropologo andava in un luogo con un'idea ben precisa in testa e gira e rigira, batti il ferro, martella gli abitanti, guarda caso si arriva alla rivitalizzazione di una festa, di una maschera carnevalesca, ma chi l'ha voluto quello? L'ha voluto l'antropologo. E poi che cosa succede? Succede che questa cosa funziona 1 anno, 2 anni, 3 anni, la gente si stufa e dopodiché ciao festa, ciao maschera e tutto si conclude lì. Io qui concludo, volevo ancora farvi vedere un pezzo di video ma non abbiamo tempo, concludo solo con questo. La Val Formazza nei dépliant turistici o comunque nei dépliant informativi è rappresentata dalla cascata del Toce, perché ha origine proprio da Riale, il fiume Toce, e vedete che c'è questa bellissima cascata che normalmente è un po' il simbolo della Val Formazza di Formazza. Nelle riunioni della mappa questa cascata non è stata nominata una volta, quindi è come se non esistesse. Adesso nella realizzazione della mappa del sito abbiamo detto, scegliamoci un po' un'immagine che accompagna il visitatore del sito. Cosa hanno scelto secondo voi gli abitanti di Formazza? La cascata. Chiudo qui. Grazie. Grazie a Lia Zola che ha risollevato tutta una serie di problemi molto acuti che abbiamo trattato ieri, che di sfuggita forse avete rilevato anche sul mio PowerPoint.